Paola Morelenbaum. Buonasera. Che voce. Hai sentito che voce? Grandi, Jacques Morelenbaum al violoncello, Lula Galvão alla chitarra, Marcello Costa alla batteria, Paola Morelenbaum che è stata introdotta proprio dal marito. È un onore essere introdotta da tuo marito, no Paola? È una honra, né? Claro. Si è rappresentata per lo suo marito, no? Sì, meraviglioso. Loro che hanno girato il mondo, che hanno cantato nei palchi più prestigiosi, più importanti. Olha só, questo qui è per me? Questo qui è per me? Penso che sia. Ma io, grazie Jacques, mi sento sicuramente a casa, anzi vorrei salutare e ringraziare gli amici che sono qui al Cineteatro Montigia di Palau e coloro che ci stanno seguendo attraverso Rai Radio 1 all'interno di Brasil. Brasil è il programma che racconta la musica, la cultura brasiliana al pubblico italiano. Gli italiani spesso mi chiedono che cos'è la cosa più bella del Brasile. Ci sono tante cose belle, ma io dico sempre il brasiliano, perché secondo me il valore aggiunto, la cosa bella che si incontra in Brasile e che noi italiani incontriamo in Brasile sono le persone, no Paola? Sì, naturi, le persone che parlano, che sono carignose, sì, affettuose. Che parlano in portoghese. Che parlano in portoghese, certo. Anche se Jacques parla molto bene italiano. No, tu è troppo gentile. È vero. Qualche settimana fa l'abbiamo intervistato. Paola è rimasta estasiata da quanto il marito sappia parlare bene italiano. Sorpresa per me. È vero. Veramente. Hai pensato? No, mi piace parlare italiano, ma io non parlo italiano. No, beh, insomma, tra l'altro hai anche un sottacchi, una pronuncia buona, molto buona. Un sottacchi carioca. È un sottacchi, sì, è una pronuncia un po' carioca, però insomma è sicuramente un buon italiano. Poi hai avuto un grande maestro, no? Perché se la vita è l'arte dell'incontro, che è una frase di Vinicius de Moraes, Jacques ha frequentato per tanti anni Caetano Veloso, con il quale hai lavorato tantissimo. E Caetano parla molto bene italiano, no? Caetano parla molto bene molte lingue, sì. E è interessante perché non so se in Italia in cada regione parla con... Ma quando viaggiamo per paesi di lingua spagnola, sì, cambia l'accento in Argentina e cambia l'accento in Spagna. Caetano è un Le genio. piace il suono, io ho un talento impressionante. Assolutamente. Sì. Jacques con la sua arte ha avuto diciamo, un impatto molto immediato, molto forte con Caetano, positivamente, che possiamo giudicare molto positivamente, perché poi voi avete iniziato a lavorare insieme con Circolado, no? Sì, esatto. E avete continuato in Fine Stampa. C'è questa bellissima partecipazione di Jacques e di Caetano nel film di Almodovar, no? Di Parla con lei, in questa versione di Cucurru Cucù Paloma che è semplicemente emozionante. Voi avete avuto un incontro con un altro personaggio importante della musica, no? Con Ryuichi Sakamoto, il grande genio della musica giapponese, premio Oscar per il film di Bertolucci, L'ultimo imperatore. Un certo giorno della sua vita ha voluto incontrare la musica brasiliana e ha voluto chiedere a Jacques e a Paola se era possibile registrare un disco nella casa di Tom Jobim. Com'è stato questo incontro con Sakamoto, Jacques? Molto carino, molto emozionante. È bello sentire che un giapponese, un grande direttore d'orchestra, un eccellente musicista vuole conoscere la musica brasiliana dall'incontro con Tom Jobim, con il suo piano. Sì, Sakamoto è un amante della musica di Jobim, prima quando era bambino, e questo è molto interessante per noi, perché io quando ero bambino pensavo più in Los Beatles che nella musica brasiliana. Io, un giapponese, pensavano nella musica brasiliana. Per me questo è molto carino. Grazie, molto bello. Paola, anche per te è importante l'arte dell'incontro, no? Un po' di anni fa tu, proprio perché sei innamorata dell'Italia e della musica italiana, hai incontrato colui che adesso salirà sul palco, un grande cantante, un grande autore della musica italiana, Bungaro. Che cosa mi dici in 2 parole di Bungaro? 2 parole? No? In 20 parole. È po' per me, 2 parole. Poi parlano molto. No, Bungaro è un eccellente cantante, mi impressionò molto su voce, certo, forte, bella
al mismo tiempo su creatividad para compor canciones bellísimas. E bueno, ma non voglio parlare adesso, perché c'è una sorpresa per parlare di Bungaro, ma per me è un artista meraviglioso. Bungaro, tra l'altro, è qui non per caso, perché nella sua carriera ha collaborato e ha incontrato tanti brasiliani come Ginga, Ivan Lins. Tra l'altro Bungaro ha partecipato al recente album Inventario Incontra Ivan Lins, una formazione di jazzisti italiani che hanno voluto rileggere la musica di Ivan Lins, con Miúcha, con il quale ha duettato recentemente nel suo ultimo album, con Daniela Mercury addirittura a Bahia. Insomma, quindi con il Brasile lui è già è di casa, e poi ha duettato con te in una bellissima canzone, ma questa è una sorpresa. Poi lui, insomma, lo conoscete perché ha scritto canzoni per grandi nomi della musica brasiliana. Possiamo dire che l'album Sud di Fiorella Mannoia, il più recente, è praticamente pieno di canzoni di Bungaro. Ha scritto per Ornella Vanoni e per tantissime altre, Antonella Ruggero, per tantissime cantanti, ma in particolare adesso Bungaro, che è qui dietro di noi, arriverà sul palco e ci farà ascoltare una versione di una canzone che è stata cantata a Sanremo, che è diventata molto popolare e che lui, così come tante altre composizioni di questo suo ultimo album, ha voluto in qualche modo rileggere e far sue di nuovo. Sentiamo un po' Bungaro che ci parla di questo album e ci fa ascoltare questa canzone. Bungaro! Restate qua che adesso ci parliamo un attimo con il grande Bungaro. Muito boa noite. Quello è il tuo microfono, Tony, sì. Allora, dicevamo di questo album Buonasera nuovo, a tutti. di questo album nuovo che si chiama Bungaro. Questo disco si chiama Il valore del momento. Io sono veramente felice perché poi sono anni che facciamo musica, però quando si è privilegiati nella scelta, io ho tanti anni fa, in tempi non sospetti, ho voluto tentare di scegliere la qualità, che non era soltanto un genere musicale. E con grande coraggio a oggi poi mi sono reso conto che poi suonare e condividere il palcoscenico con dei talenti prima di tutto umani, perché io Paola la conosco da un po' di anni, Jacques lo conosco da poco, musicisti meravigliosi. Ho scoperto negli anni che i grandi musicisti sono persone normalissime, sono persone che hanno nel sangue la qualità della vita, e quello credo che sia la chiave di lettura, come un po' le canzoni. Io questa sera farò alcuni brani con Paola, con Jacques e con questo gruppo meraviglioso, però prima di condividere questo palco con loro c'era questa idea di rileggere, no, questa vi canzone. Faccio sentire questa canzone che avete sentito molte volte in radio, ma spesso sono quelle canzoni che la gente non sa come nascono, no? In una stanza. Mi sembrava l'occasione migliore per riproporvela come è nata in quella stanza questa canzone che sto per cantare. Noi lasciamo Bungaro da solo con questo Mare Immenso, poi torna Paola Morelenbaum, Jacques Morelenbaum con il suo Cello Samba Trio. Il Bungaro, il Mare Immenso. A volte io vorrei arrivare in cima ai tuoi segnali per intuire tutti i sensi unici. A volte o quasi sempre io mi perdo nella notte, decido poi di scivolarti addosso e cancellare tutto e niente ti appartiene, ma c'è qualcosa dentro che mi morde l'anima, l'amore che distrugge come un cielo a fulmine il nostro cuore fuori legge, spara colpi di dolore. È troppo tempo che non si fa più l'amore, non scorre il sangue dentro al fiume che ci porta
portava verso il mare. Quel mare immenso, oh no, oh no, 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 oh no, 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 na, na, oh no, 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 ah, na, na, no, 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 no. Adesso non mi pento più e rimango qui da solo, dipingo la memoria alle pareti. Lo so che quasi sempre io dimenticavo il senso, non respiravo venti più leggeri, ma è scivolato tutto e niente ti appartiene. Ma c'è qualcosa dentro che mi morde l'anima, l'amore che distrugge come un cielo a fulmine il nostro cuore fuori legge, spara colpi di dolore. È troppo tempo che non si fa più l'amore, non scorre il sangue dentro al fiume che ci portava verso il mare. Immenso come radici agli alberi d'inverno, senza più foglie, quel mare dentro che spegne e annega ogni tormento, mi toglie il fiato, ma poi ancora respiro. Senza più fiamme, oh no, 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 oh no, 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 oh no, 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 ah, no, oh no, è troppo tempo che non si fa più l'amore. Grazie. Grazie, grazie. Grazie. Jacques Morelenbaum. Samba Trio e Cello Samba Trio. Io sono molto onorato di questa sera di suonare con queste splendide persone. Abbiamo passato un po' di ore insieme e veramente sono felice di così aprire le danze con questa canzone che abbiamo pensato con Paola. Il testo è stato scritto anche da Paola, faceva parte di un mio album di 2 o 3 anni fa. Il pezzo si chiama Arte e ho voluto così inventare una storia in una mostra d'arte, la storia che parla di un primo incontro, di una seduzione che nasce tra 2 persone che non si conoscono. E così ho pensato a Paola che gentilmente mi ha donato la sua voce. Sono partito con un aereo, sono andato a Rio a cantare con lei ed è stata una delle forse più belle esperienze della mia vita. Paola Morelenbaum. Cosa provo quando sono di fronte ad un'opera d'arte, come di fronte ai tuoi occhi nascosti mi stanno a guardare.
sbilanciamento, un senso di vuoto, di bellezza bruciante che non passa mai. Você sabe o que eu sinto vendo uma obra de arte? Parece que sente meu coração quando você me toca. Uma aceleração, um arrepio, colorindo o verão com o perfume do vinho. Passeggiate notturne, inseguite dal cane e dalla voglia di andare. Non è un'arte comune quella di stare insieme, a volte più astratti, a volte concreti. Cosa provi quando sei di fronte ad un'opera d'arte, come di fronte all'amore che sta per esplodere con i suoi mille contorni, con le sue sfumature, prospettive e paure, come amplificatori di suoni e parole. Perde a razão, que não tem galeria. Não é uma arte comum, essa de ficar junto, às vezes abstrata, às vezes concreta. Bongaro! Grazie. Che bella canzone. Agi, che vuol dire agisce. Agisce, è un sentimento che ci muove, è un
fa tremare, ci tradisce, cresce. Age, age, mexe comigo esse sentimento e une, me faz tremer no mesmo momento. Ma tu come un sorriso in mezzo al vento ed io se chiudo gli occhi già ti sento. Mas tu como um espinho maldito te abraço ou te mato. Age agora, eu me lembro, ele me disse, debaixo de uma festa de estrelas, sobre a pele todas acesas. Mas tu como um sorriso no vento, Ed io se chiudo gli occhi già ti sento. mas tu como um espinho maldito Rido o ti uccido. te adoro ou te esqueço. Agisce, agisce. È un sentimento che ci unisce. É Bungaro, Agisce. Che bellezza! Questa bossa d'Italia, bossa italiana, bossa nova italiana. Sì, sì. E adesso vamos fare una come si può dire, un classico, un classico della bossa nova. Sì, volentieri. Queria convidar o Búngaro para cantar con noi questo classico. Certamente vocês vão reconhecer essa canção. Manhã tão bonita, manhã da vida, uma nova canção, cantando só teus olhos, teu riso, tuas mãos, pois há de haver um dia em que virás. Il sole ogni dì splendente
sentieri in fior per confidare a te tutto il mio amore. Nas cordas do meu violão, que só teu amor procurou, vem uma voz falar dos beijos perdidos, dos lábios teus. La, 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 ya, ya. La, 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 ya, ya. La, 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 ya, ya, ya. La, 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 ya, ya. La, 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 ya, ya. La, 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 ya, ya, ya. Grazie, grazie mille, grazie.